Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme. Vi presento il nostro ospite Massimiliano Schiavone, lo conoscete, Presidente Federalberghi del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Periodo giusto perché è un momento abbastanza importante, intenso per il settore, per la categoria, e poi vede un po' tutti coinvolti perché anche se non lavori direttamente o indirettamente con questo comparto che comunque occupa tante persone nella nostra regione, visto che è la prima regione d'Italia per settore turistico, senza dubbio ci riguarda perché magari chi più, chi meno, durante il periodo delle vacanze estive, insomma, fruisce di queste strutture o annesse o connesse. Esatto, per cui riusciamo a parlarne con cognizione di causa e coinvolgere anche voi telespettatori. Allora, Presidente, il primo tema caldo di cui tutti parlano, che poi non si capisce se parlino o straparlino, sia una vera questione, è quello del famoso overtourism. Certo. Io sono un po' cauta su queste cose qui perché ho seguito diversi interventi da parte di operatori del settore che lamentano che sì, ci sono delle zone che sono sovrappopolate di turisti, ma sono tutti localizzati in determinate aree, in determinati ambiti. Però poi magari ci sono delle strutture alberghiere che non sono arrivate ancora a break-even, sempre nelle stesse macro aree, e quindi c'è un problema di veicolare i turisti, insomma informarli, dargli delle opportunità, perché altrimenti anche da lontano si tenderebbe ad andare tutti concentrati nello stesso posto. Dove sta il problema? Ma esiste questo problema dell'overtourism? Cioè sareste disposti a rinunciare a una fetta di turisti per diluire le cose, oppure tutto sommato non ne varrebbe la pena? Ma guardi, qui secondo me non si tratta di dover rinunciare, ma di dover gestire questi flussi, lo ha detto lei poco fa. Intanto una cosa che non mi sta piacendo in questo momento di dibattito è un po' una demonizzazione del turista. Bravo, quello che sta succedendo in Spagna non va bene, mia, cioè non è questo il modo. Buttare acqua addosso ai turisti, non è questo il modo, perché male. ricordiamoci che se dall'oggi al domani dovesse mancare questa risorsa, non è che, voglio dire, in alcune destinazioni, l'abbiamo già passato, però abbiamo la memoria corta. Bravo. Allora, finché si tratta di un periodo breve, fortunatamente relativamente breve come è stato per il Covid, è un conto, ma se dovesse sparire il turismo da alcune destinazioni ci sarebbero anche degli aggravi dei costi per la collettività stessa, in questo momento sostenuti dal turismo. Quindi il tema dell'overtourism è un tema caldo, ma è un tema che va gestito ed affrontato in maniera ponderata, empirica, con dei dati in mano che abbiamo fortunatamente, e bisogna avere il coraggio anche di circoscriverlo. Overtourism, se vogliamo citare una delle nostre perle del Veneto tipo Venezia, è certo che è soggetta ad overtourism, ma è un fenomeno localizzato soprattutto nell'area storica centrale di Piazza San Marco, del Ponte di Rialto. Se già ci cominciamo a muovere un po' all'esterno, questo fenomeno sparisce completamente e le attività economiche che insistono in quelle aree non è che, voglio dire, abbiano... Esatto. Quindi togliere completamente questi flussi perché, mi rendo conto, infastidiscono la comunità ospitante sarebbe un errore gravissimo che a mio avviso non ci possiamo assolutamente permettere. Però c'è una responsabilità e un lavoro che possiamo fare al di là dell'introdurre alcuni ticket che sappiamo bene non servono più di tanto a diminuire i flussi, ma più a sostenere i costi che il turismo genera in una determinata destinazione. E ci sta. Ma se vogliamo fare qualità in una destinazione turistica, dobbiamo mettere in condizione il turista di fruire dei servizi di quella città in maniera agevole, senza dover fare ore e ore di code, senza trovarsi magari incastrato in alcune file dei vaporetti o dei mezzi di trasporto o non potervi accedere proprio perché sono sovraccarichi. Questa è una responsabilità che sta agli operatori e a chi si occupa, ovviamente agli attori della politica di quell'area, a trovare una soluzione. Oggi io credo che stiamo vivendo un'era di grande trasformazione, che poi magari ne parleremo, arriverà dall'intelligenza artificiale. Io sono tra quelli che pensa che l'intelligenza artificiale potrebbe essere un grande alleato nella gestione dei flussi turistici, così come abbiamo già visto qualche episodio succedere che dovrebbe
darci un esempio ben chiaro di quanto è successo per esempio a Milano in una linea urbana di un bus di trasporto, piuttosto di quanto è successo nell'autostrada recentemente, lì in realtà per un errore, un bug del navigatore di Google che dava l'autostrada chiusa, e quindi tutti i flussi si sono spostati in altre arterie generando ulteriori problemi. Ma questo è il significato di quello che voglio dire. Cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento con cui dobbiamo allearci per gestire questi fenomeni, anche per elevare il livello qualitativo di quello che facciamo. Ma lei ha detto una cosa importante, perché mi è capitato più volte, per esempio a Venezia, ma io stesso sono stata fruitrice in città, per esempio in Marocco, come Fes, Marrakesh e quant'altro, dove una volta non ti avventuravi nella Medina, per fare un esempio, come se fosse Venezia la Medina, però magari per uno straniero che non si riesce ad orientare potrebbe essere quasi, e adesso con l'intelligenza artificiale, di fatto, con Google Maps, con quant'altro, tu ti avventuri perché riesci a trovare la quadra di dove ti trovi, a trovare vie di uscita, scoprire degli angoli fantastici di città che prima erano inesplorate. Per Venezia è la stessa cosa, il turista si orienta, lo vedi col cellulare che vaga eccetera, non si sposta da certi flussi perché quelle sono indicazioni. Se l'intelligenza artificiale di Google Maps o di altre cose che si possono integrare tantissimo ti portasse alla scoperta di angoli o di percorsi diversi, secondo me i turisti ben volentieri li farebbero o andrebbero anche in località diverse, amene, perché si tratta perché tutti noi dovunque andiamo chiediamo consiglio al sistema che esiste su internet, ai blog, a tutto quello che ci vuole, dicono un angolino simpatico fuori dalle rotte e cerchi di andarci. È che bisogna integrare questo, magari farlo non che sia il privato che dà il suo consiglio, ma perché non l'associazione di categoria che è più autorevole, che sa con che cognizione di causa parla, riesce a creare dei percorsi alternativi o dei luoghi anche alternativi da visitare, da popolare, perché di fatto anche questo discorso, no? Ma guardi, allora, su questi temi noi ci stiamo lavorando in maniera seria, perché il tema, l'arrivo dell'intelligenza artificiale, che è già contemporaneo, non stiamo parlando di un qualcosa che arriverà tra qualche anno, ma di fatto nella quotidianità odierna già esiste. A livello di associazioni di categoria, anche a livello del sistema Confturismo, cioè l'insieme di tutte le categorie del turismo, si sta interrogando di quali saranno gli impatti, gli effetti, perché sarà come una piccola rivoluzione industriale fondamentalmente. Cambiano alcune dinamiche, cambiano alcuni processi, e quindi utilizzare questo strumento nel modo corretto, perché come disse qualcuno facendo una battuta, la tecnologia è come il colesterolo, c'è quella buona e quella cattiva. Allora bisogna riuscire a capire qual è la tecnologia buona da utilizzare attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale per risolvere alcune problematiche. L'overtourism è una delle questioni che può essere gestita in questo modo. È chiaro che le associazioni di categoria, attraverso un lavoro di ricerca che stiamo facendo in collaborazione, cercando di chiudere un po' le maglie anche con l'università e quindi anche con i neolaureandi, i laureati, ma anche con le fondazioni, ad esempio degli ITS, dove ci sono dei ragazzi che possono essere, come dire, coinvolti in questa fase di studio. Anzi, è un elemento anche per riavvicinare i ragazzi al nostro settore, che è un altro tema, quello del capitale umano, e quindi trovare di nuovo il modo di dialogare con loro. Questo tema della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, a mio avviso, è la prossima sfida che dovremo affrontare qui nelle prossime ore fondamentalmente. Certo. No, perché anche a volte dispiace, perché si è passati, come lei diceva, la gente ha la memoria corta, da veramente crisi turistiche. Beh, ma basta pensare anche al 2008-2010. C'è stata la grandissima crisi scatenata dalle Lehman Brothers, eccetera, economica, la gente non spendeva più soldi, per cui c'era stato un fisiologico crollo del turismo. Non penso che voi del settore foste felici. Glielo garantisco, personalmente glielo posso garantire, non è per nulla felice di questo. E allora sputare su una ricchezza che ti viene così spontanea in questo momento, cioè io immagino, adesso si è chiuso il mercato, ci sono in giro, però si è chiuso il mercato russo, un mercato ricchissimo che portava tanto denaro, liquidità e vabbè. Si è aperto quello americano, ma se si taglia, io lo dico sempre perché lo vedo, ma perché sono stata metà giugno, un paio di giorni a Napoli e Costiera Amalfitana a fare un giro e ho parlato con gli operatori turistici perché mi piace capire e tutti, a parte che vedevo in giro pieno di americani, pieno, una cosa incredibile. L'americano è un cliente alto spendente, ed è alto spendente per il nostro settore. E dove andavo mi dicevano finalmente un italiano. Ho detto ma perché finalmente un italiano? Perché italiani non se ne vedono in giro.
Tanto è vero che mi dicevano che loro avevano un gap, una lacuna nel periodo di agosto di carenza proprio di turisti italiani. E allora dico, se ti viene a mancare il turista americano per un N motivi internazionali che noi sappiamo che imprevedibili, cosa fai? Non hai il turista italiano perché non ce n'è. Cioè, quindi secondo me dover sparare contro il turismo così no, è in modo rischioso. generalizzato è assolutamente sbagliato. È rischioso. Io credo che le comunità, chiamiamole così, ospitanti di destinazioni turistiche parecchio gettonate, è indubbio che stanno subendo alcuni disagi dall'incremento di grandi masse di turisti che arrivano tutte concentrate in un'area e in un determinato lasso di tempo. Quindi abbiamo un problema che va affrontato nel rispetto anche per continuare a far vivere i nostri centri, i centri storici, le nostre città, i nostri borghi e quant'altro. Quindi il tema, a mio avviso, è stato affrontato in diversi contesti, qualche soluzione c'è. Quello che l'operatore, chi ha la responsabilità di governo di queste aree, deve evitare di lasciare, come dire, un contenzioso tra il cittadino e il turista. Deve riuscire a creare un cuscinetto in modo tale da regolare i flussi e da consentire al residente di avere garantiti determinati servizi che comunque ai quali il turismo contribuisce, sia fondamentale ed importante. Questo lo dico perché ricordo qualche anno fa si fece anche un lavoro nel piano strategico del turismo precedente che si chiamava la Carta dell'Ospitalità, cioè un decalogo dell'ospitalità da dare all'ospite e al cittadino per una quieta convivenza. Però è chiaro che non basta scriverle le cose, bisogna poi cercare anche di attuarle. E io credo che le soluzioni, al di là delle tassazioni che stanno avvenendo, l'incremento delle tasse di soggiorno, l'incremento dei ticket ingresso, per i quali guardi che il turista è anche disposto anche a pagare, l'hanno, diciamo, digerita abbastanza, sebbene siamo in un paese in cui questa tassa di soggiorno è un po' un'arlecchinata, cioè in una destinazione paghi una cifra, adesso il governo sta cercando di mettere a posto e speriamo che non peggiori la situazione attuale e crei dei danni collaterali peggiori di quelli che già ci sono. Però, dicevo, il turista in qualche modo è disposto a contribuire ai costi di una destinazione per il fatto che lui la frequenta. Quello che non bisogna assolutamente fare è pensare che il turista sia il classico, diciamo, pollo da spennare costantemente, che il turismo sia il bancomat di ogni soluzione ai problemi amministrativi di una destinazione. Perché poi sennò quel turista che ti viene non torna più. Perché bisogna anche restituire servizi, cioè il turismo, il alto spendente al quale lei faceva riferimento è anche un turista che è attento a questi dettagli. E quindi se vogliamo attrarre maggiormente un turista alto spendente, bisogna essere in grado anche di dargli servizi adeguati, cosa che non sempre avviene. Infatti, c'è questo problema. Questo bisogna fare un po' ammenda, no? E quindi dobbiamo assolutamente lavorare su questo per non perdere quote di mercato, per non perdere attraibilità, per non perdere turisti, che è anche giusto diversificare, perché allora, l'italiano resta un cliente importante e l'abbiamo capito quando abbiamo avuto il Covid, quanto importante e quanto forse l'avevamo un po' trascurato. Ma anche adesso è stato di nuovo trascurato, cioè sembra allora, incredibile. Ogni tanto noi diciamo che nel turismo, sia da parte degli operatori, faccio un po' di autocritica, ma anche da parte degli amministratori c'è una memoria corta. Ecco, bisogna invece cercare di fare tesoro dell'esperienza negativa che abbiamo avuto con il Covid, ma se non avessimo avuto i turisti italiani, per un periodo noi non avremmo potuto sopravvivere, scoprendo peraltro un turista scoprendo alcune destinazioni d'Italia che neanche quasi conosceva o che ha riscoperto dopo l'infanzia. Però quello che noi notiamo e anche ci viene segnalato e ci stimola a parlare di queste tematiche è che gli italiani adesso si trovano, per virtù del fatto che ci sono questi turisti alto spendenti, delle tariffe proposte per il periodo estivo che l'hanno indotto a cambiare periodo di ferie, per cui anticipare tutto entro luglio, i primi di luglio. Tariffe, sarà l'algoritmo, dicono altissime. C'è l'overtourism, ma ci sono anche le overferie. Non ho mai capito e non ho mai trovato qualcuno che mi abbia convinto sul perché in questo paese a Ferragosto si debba fermare la produzione, si debba fermare
tutto quello che è l'economia, perché a Ferragosto, tutti a Ferragosto. Ci sono dei paesi in Germania che hanno le ferie differenziate. Allora, questo sarebbe già un aiuto per evitare fenomeni di overtourism in determinate destinazioni. Questo non mi sembra un grosso problema da superare, però nella tradizione italiana le ferie d'agosto sono le nostre ferie, tant'è guardi che molti clienti non vengono ad agosto proprio per il caos che ritrovano in alcune destinazioni, sapendo che anche noi italiani allora questa cosa qua me la sono chiesta anch'io, però se poi mi porto in un paese lontanissimo fuori dai nostri schemi, che è la Corea, Ferragosto è l'over the top, cioè loro il periodo di Ferragosto vanno tutti in ferie. Se poi mi porto in Giappone è la stessa cosa, perché ci sono addirittura le feste dei morti eccetera. Poi vai in paesi lontanissimi dalla parte opposta, è lo stesso problema, per cui forse è un problema mondiale. Ma al di là dei 4-5 giorni che non cambia la vita a nessuno, il problema è che le aziende tendenzialmente in Italia concedono il periodo grosso di ferie in quel periodo là, perché soluzione anacronistica. Però di fatto è l'azienda stessa che lo concede, perché se un suo dipendente chiedesse ferie in un periodo XY di piena produttività, lei gli direbbe no. C'era una battuta di Marchionne, non so se ricorda, quando si presentò, credo, a visitare una delle sue fabbriche Fiat a Mirafiore, era appena stato delegato appunto a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della Fiat, e non trovò nessuno e chiese a chi lo accompagnava: ma dove sono tutti? In ferie. Questo lui perdeva circa 1 milione o 1 miliardo al giorno, adesso non ricordo esattamente le cifre, non vedere la battuta fu: ma in ferie da cosa? In ferie da cosa? Cioè, voglio dire, noi siamo ancora un paese che vive di campanilismi. Per carità, lei ha citato altri paesi che sicuramente hanno diciamo, le stesse abitudini, ma di fronte a un problema come quello che stiamo vivendo, scaglionare un pochettino probabilmente anche le ferie, sbagliato forse non sarebbe. È pur vero che ci sono... Sì, c'è il calendario scolastico che incide in maniera certamente significativa, un calendario scolastico che è sempre quello, cambia di qualche giorno, ma insomma la coperta la tiri da una parte è sempre la stessa, e che sancisce l'inizio e la fine dei flussi turistici del mercato italiano in determinate destinazioni, soprattutto quando lavori con un target famiglia. Anche lavorare, avevamo chiesto, sul calendario scolastico potrebbe essere una soluzione, in virtù anche del fatto che adesso cominciamo ad avere una modifica anche delle condizioni climatiche tali per cui settembre e ottobre nelle destinazioni balneari o lacquali della nostra regione stanno diventando dei mesi estremamente interessanti e piacevoli da frequentare. Certo, io la interrompo un secondo perché il tema è molto interessante, voglio che i nostri telespettatori ci seguano. Proposta su settembre-ottobre, pro e contro, può essere interessante, pubblicità qualche secondo, restate sempre con noi sul 19.